Oggi siamo qui con il nostro antipasto invernale a base di zucca che può essere utilizzato molto bene anche per un pranzo importante, ad esempio il pranzo di Natale, visto che stiamo avvicinandoci alle feste. Partiamo dalla finale, cioè dalla salsa che verrà poi messa sopra lo sformatino. Questa è una salsa a base di latte, come vedete, nel quale io ho già messo 2 foglie di salvia. Aggiungiamo dei pezzetti di montasio, spezzettati in questa maniera con un coltello, come vedete, particolare, adatto al montasio della ditta Maserin, che facilita il taglio di questo formaggio, che in questo caso è un formaggio di media stagionatura, che darà particolare sapore poi a tutta la preparazione. Io lo metto già dentro il latte perché deve sciogliersi e per sciogliersi lentamente, senza bollire troppo, ha bisogno di tempo e quindi io procedo nel metterlo nel fornello a una temperatura minima e lo lasciamo andare finché si scioglie. Per l'antipasto a base di zucca, che è il prodotto di stagione per noi, utilizzeremo una zucca che abbiamo cotto al forno, vedete deve restare bella asciutta, nella quale andiamo ad inserire della ricotta di capra, ma può andare bene qualsiasi altro tipo di ricotta. Vedete, la amalgamiamo molto bene, deve diventare quasi una preparazione cremosa. Aggiungiamo una grattugiata di noce moscata che sta bene con la zucca, non tanto, giusto per dare un po' di sapore. Mettiamo un bel po' di parmigiano reggiano grattugiato. Intanto io ne inserisco 3 cucchiaiate e vado a vedere com'è la consistenza. Aggiungo anche un uovo che sarà quello che lega il tutto, amalgamo ancora molto bene e vedo già che quel parmigiano dovrò inserirlo tutto perché deve essere morbida ma non troppo liquida, altrimenti diventa difficile da sformare. Per fare questa preparazione all'interno del nostro pirottino è stato precedentemente imburrato e ben preparato con il pane grattugiato che fa una barriera e ci consente poi di sformarlo o sfornarlo. Quindi introduco tutto il mio parmigiano, aggiungerò poi anche un po' di sale e di pepe, anche se il parmigiano è già molto saporito, quindi non serve mettere molto sale, altrimenti la preparazione diventa troppo intensa, anche perché poi aggiungeremo la salsa che stiamo preparando e questa salsa a sua volta è anche lei molto saporita. Poi, essendo questo un antipasto, non dobbiamo eccedere con sapori troppo forti, altrimenti blocca la possibilità di gustare il resto del nostro menù. Qui mi pare che ci siamo. Vedete, è una consistenza cremosa ma anche abbastanza consistente. A questo punto la inseriamo nel pirottino. Intanto cominciamo con una cucchiaiata, poi eventualmente aggiungiamo ancora un po'. Ecco, ogni pirottino avrà la sua cucchiaiata di preparazione. I pirottini sono una cosa molto pratica perché ci consentono di dosare bene la quantità di prodotto per ogni commensale. Ecco, per finire la preparazione posso aggiungere ancora un po' di impasto nei vari pirottini. La cottura di questi pirottini viene fatta al forno ma a bagnomaria. Io ho una pirofila nella quale inserisco i miei pirottini, poi andrò a metterci dell'acqua bollente e coprirò poi il tutto con della stagnola perché questi devono cucinarsi ma non devono diventare con una superficie croccante. Intanto appoggio qui questi pirottini e vado avanti nella preparazione della salsa perché i pirottini saranno avvolti in una salsa bianca che è una salsa a base di montasio. In questo caso, come avete già visto,
ho inserito del montasio nel latte assieme a 2 foglie di salvia e l'ho messo al fuoco proprio lentissimo perché non deve bruciare assolutamente, e vedete che il formaggio si sta sciogliendo formando dei grumi. E questa è una cosa normale che accada perché c'è tanto liquido e quindi non può essere una cosa vellutata, ma io voglio fare una salsa, quindi deve avere un aspetto vellutato. Allora cosa faccio mentre continua a sciogliersi il montasio? Ho preso della maizena e un piccolo cubetto di burro e vado a impastare questo burro con la farina, creando quindi una pallina che poi metterò all'interno di questo latte con il montasio e la addenserà. La maizena ha in sapore ed è un buon addensante, quindi vado a lavorare con le mani finché avrò una bella pallina. La quantità di burro e naturalmente anche di farina è legata alla quantità di latte che ho utilizzato, che nel nostro caso è mezzo litro di latte. Introduciamo la nostra pallina a base di burro e amido di mais e mescolando sempre con una frusta la facciamo pian piano sciogliere, creando quindi la crema, la salsa che noi verseremo sopra gli sformatini appena li sformiamo e li impiattiamo. Ecco, la salsa sta prendendo forma. Ecco, con gli sformatini pronti per andare in forno, dovremmo mettere un po' di acqua calda, quasi bollente, all'interno della nostra pirofila. Li copriamo con della stagnola in modo che mantengano bene il loro calore senza diventare croccanti nella superficie e andiamo a infornarli a 180 gradi, anche 200, per 30 minuti circa. Adesso li lasciamo in forno circa un 30 minuti e poi pronti per impiattarli. Gli sformatini sono appena usciti dal forno e adesso noi proviamo a impiattarli. Ecco, perfetto. Quindi mettiamo un pochino di salsa al montasio che abbiamo preparato, la metteremo così, dei piccoli pezzetti di noci sopra che con la zucca si sposa benissimo. Ed ecco pronti per essere serviti in tavola.